Da una vita sentiamo parenti, amici, conoscenti, credimi, staccherei la spina e me ne starei per mesi e mesi senza fare niente, con una mamma supernauta, a tagliare la televisione, a leggere qualche libro. E appena si è presentata l'opportunità, col lockdown, già dopo 15 giorni, smaniavamo proprio come fuori perché non sapevamo che cosa fare. E quindi è stata un'occasione perduta per certi versi, specialmente per quelli della mia età, perché avremmo approfittato veramente di un'occasione forse unica per poter leggere di più, non solo, ma per poter anche riflettere soprattutto su una cosa. Ma noi come siamo oggi e come eravamo ieri? Cioè, il gusto che c'era nel fare le cose di una volta, ma ce lo abbiamo più. Oggi la mattina ci alziamo, mettiamo una cialda nella macchinetta già accesa, pa, e viene fuori il caffè. Una volta, 50 anni fa, 60 anni fa, questo era un rito. Ogni famiglia aveva qualcuno addetto al rito di culare un caffè, perché c'era la cuccumella, ve la ricordate, la caffettiera napoletana, che era formata da due caffettiere messe una sopra l'altra. Quella superiore aveva, diciamo, il caffè, quella sotto aveva invece l'acqua. Ecco, si metteva sul fornello, faceva portare l'acqua in ebollizione, appena l'acqua bolliva e quindi cominciava a evaporare, si girava la caffettiera, quella di sotto andava sopra e viceversa, e per caduta, per forza di gravità, giustamente, quest'acqua bollente andava scendendo, attraversava, diciamo, il caffè e quindi colava a poco questo caffè abbastanza concentrato nella caffettiera di sotto. Quando era sceso tutto, si smontava la parte superiore, restava solo quella inferiore col manico e si versava direttamente nelle tazzine. E questo era un rito, ogni mattina si colava il caffè, c'era qualcuno in casa che colava il caffè. Io potevo avere 8-9 anni, abitavamo al pian terreno col giardino e mi ricordo che d'estate, quando non c'era scuola, me ne stavo per mezz'ora, alcune volte anche tre quarti d'ora, a aspettare che nell'ammezzato un'anziana signora chiamasse sua figlia che faceva le faccende domestiche di prima mattina per chiederle Mariannina, che era il diminutivo di Marianna, Mariannina, uculaš tu caffè? E ogni mattina Mariannina rispondeva prima mi lavi mano e poi uculo. E io aspettavo quel momento che era per me un momento magico. Diciamo pure che adesso questo gusto forse non c'è più, adesso siamo troppo abituati a vedere una società troppo evoluta probabilmente, anche gli anziani, mettendoci pure me che sono anziano. Ecco, non siamo più valorizzati, non siamo più una risorsa, forse perché siamo pure troppi in Italia, non lo so. Prima gli anziani venivano rispettati di più che nella nostra società, siamo sinceri, anche se qualcuno magari non era poi tanto saggio. Sto pensando al cavaliere Saitta, che negli anni 70 a un mio parente che faceva il medico, ci si presentò all'ambulatorio e ci disse, dottore, io anche se ho 87 anni vorrei che lei mi rimettesse un po' a nuovo. Guardi, se lei non solo sta bene, ma tra l'altro è molto benestante, di salute è tutto a posto, che problemi ha? Mi deve mettere a posto, mi deve dare dei ricostituenti. Cavaliere Said, dov'è il problema? Ho messo incinta una ragazza di 27 anni e la vorrei sposare. Oh, bella madre, dice, alla sua età si vuole maritare. Eh sì, perché è giusto, visto che l'ho messa incinta, che la sposo. Guardi, cavaliere, ci fa il medico. Io sono convinto che lei sta facendo una cosa giusta, però le voglio raccontare un episodio. Uno zio mio negli anni 60 era patito della caccia grossa e non se lo poteva permettere, per cui metteva sempre da parte il risparmio. Dopo 10 anni finalmente aveva messo da parte un bel gruzzolo per poter andare con gli amici a fare la caccia grossa in Africa. È emozionatissimo, arriva in Africa. Non riesce a dormire neppure la notte al pensiero che l'indomani mattina farà la caccia grossa e l'indomani mattina, stordito, diciamo, dal sonno perso, anziché prendere il fucile nella stanza dell'albergo, prende l'ombrello. Appena si ritrova, diciamo, un leone davanti durante la caccia grossa, mio zio che cosa fa? Prende l'ombrello, glielo punta, pum, il leone morto stecchito. Secondo cavaliere Said, dottore, non è possibile, qualcuno ha sparato al posto suo.
Ed è quello che ci sto facendo capire, cavaliere. Qualcuno sparò a posto suo.